un'altra esplorazione. Oggi dovrò andare a esplorare un'altra zona nuova. Perché? Voglio vedere se ci sono pozzi, passaggi sotterranei e altre condotte. Tanto, meglio soli che andare con persone che non vogliono mai fare un cazzo. Dicono sempre impegnato e poi non mi rispondono. Sai cosa faccio? Me ne vado da solo. Sempre. Perché il Pepper, lui non si rende mai, è pronto a tutto. Vai, let's go. Telecamera inserita numero 2. Ci siamo. Siamo a Quarto Sant'Elena. Siamo giù sotto la collina di Quarto Sant'Elena. La collina dove ho sempre fatto le mie esplorazioni. E quindi dobbiamo visitare. Eccola là! Silenzio, 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 silenzio ragazzi. Silenzio. Ho trovato la farfalla. Quella rara. Quella che è difficile a filmarla. Guardate. Aspetta, falla fermare. Falla fermare. Eccola qua, la vedete? La vedete ragazzi? Eccola qua finalmente. Guardate. Che bella! Questa è la farfalla sparita. Vabbè. Non sono riuscito neanche a dire l'ultima parola perché la farfalla che poi è sparita. E vabbè, pazienza. Comunque l'avete vista. Quella è la farfalla farfalla 2018. Non si è mai vista ed è spuntata quest'anno. Hai visto come brava la madre terra a creare le cose. Grazie a Dio che ha creato la madre terra che ci può far vedere un sacco di cose belle, incredibile. Comunque adesso andiamo a esplorare, a vedere questo. Siccome noi siamo ricchi di pozzi, allora andiamo a cercare altri verso quella direzione, soprattutto quella direzione là. Sì, ok, ci andiamo. Chissà cosa troveremo. Bah, andiamo. Let's go. Chiuso qui perché c'è una villa. No, peccato. Però qui è che bello. Guardate che panorama. Questa è la collina di Quartu dove io salgo sempre a fare le mie esplorazioni. Qui dietro ci sono i cani che mi stanno abbaiando. Ci sono i piccoli creature che mi stanno abbaiando. Questa è la prateria.
Andiamo a visitarli. Bambini, perché state abbagliando? Siete troppo bellini. Non abbagliate. No, un altro. Che bellini che sono. Voglio andare lì nel campo, però secondo me non ha nessun senso, perché non c'è niente di particolare, c'è solamente bellezza e basta. Siamo costretti di salire sulla collina. Sì, sono costretto. E non darci una chiatta. E quindi vai, andiamo. Mi hanno risposto. Ok, andiamo, let's go. Siamo tornati dall'altra parte. Qui che cosa potremmo trovare? Guarda che bellezza, guarda questa farfalla che strana. Vedi, queste qua non hanno paura. Sono farfalle che possono tranquillamente, che noi possiamo avvicinarci, perché loro non hanno paura. Vedete, queste sono farfalle tranquillamente simpatiche, vedete? Che belle che sono. Ciao farfalla, che bella. Cosa ci sarà in questo campo? Ma può essere un campo di coltivazione questo? No, penso, perché se non ci sarebbe un sacco di frutta qui, non so, adesso che è tempo di cacchi, ci può essere qui la frutta di cacchi. E qui non posso passare la bici perché sono una bocca, è pieno di queste piante spinose. Aspetta che provo a zoomare così lo vedete che sono spinose. Sì, ecco, guardate, vedete? Guarda il pungiglione che hanno, la spina. E quindi mi sembra che non vale neanche la pena di andarci là. Controlliamo. No, non c'è niente. Dobbiamo continuare ad andare su. La collina di Quartus Sant'Elena. Non ci posso credere. Devo salire là sopra. Guardate dove sono passato con la bici. Cavolo, è stato faticoso. È stato faticoso, ragazzi. Dio. Oh. Caspita, ecco qua, ragazzi. Siamo arrivati in cima. Non proprio in cima, però siamo alla media, perché se vogliamo salire là sopra, proprio in cima è alto 90 metri, perché allora ho calcolato, quello di Montalpino è alto 100 metri, quindi questa collina che è abbastanza alta qui a Quartu questo è 90. Adesso noi dobbiamo andare verso là, cosa troviamo in questa collina. Chissà che cosa troveremo, perché io sono sempre salito sempre là sopra. Questa è, ragazzi, che vandalo, porca! Sì, ma guarda che schifezza. Ci manda tutta la polvere, questi disgraziati che non hanno rispetto per la natura. Porchi! Sto dicendo, vedete quella cosa che c'è là sopra? Aspetta che ve lo zoom. Quello era il punto dove mi ero seduto, dove ho fatto la mia meditazione panoramica, che c'è anche il video sulla mia presentazione. Vedete che fa passare questa persona. Aspetta. Ok.
Guardasci lei. Aia, cazzo. Ok. Ma perché ogni volta la gente deve sempre passare il momento che io sto facendo la mia produzione? Ho capito. Ciao. E quindi ho fatto il coso panoramico e quindi niente. Era molto bello. Ero andato di pomeriggio e c'era il tramonto, alla grande. Bene, adesso noi andiamo un po' a esplorare là e poi vediamo poco a poco. Dai, andiamo, dai, let's go. Sto partendo. Ho dovuto prendere il bastone, così faccio vedere poco a poco un pezzo di questo viaggio. Aiuto! Precipito, Possiamo trovare il bello! Aiuto! Ragazzi, se ci cado non mettetevi a ridere perché ecco qua, torna con la ragazza, mortaccia lei. Ne mi ha guardato quella là, guardate che vandali, guardate. Voi ditemi se io mi devo incazzare o devo bestemmiare a Giuda, perché io non so quanti Giuda avrò detto nella mia vita, perché questo è Giuda 1, Giuda 2, Giuda 3, Giuda 4, Giuda 5, Giuda 6. Mortacci lui. Traditore di Cristo, Giuda, che si mette a dire a quei porchi che lui è il re. Ma ci mancherebbe che lui è il re, è il più potente, è il figlio di Dio, e lui è lo stomach. Che cacchio vogliamo fare contro di Gesù? Cosa vogliamo fare? Un cavolo, siete delle merde, pudesce, let's go! E tra quelli sono anche io una merda. Perché siamo degli esseri umani e quindi gli esseri umani sono delle merde. E quindi l'unico uomo che è stato più furbo, che sia nato in un mondo bellissimo, che è stato resuscitato, e invece gli umani non possono resuscitare perché non hanno la potenza che c'ha Gesù. Perché se è un figlio di Dio, lui può morire tranquillamente felice. Invece noi, capito, dovremmo andare al purgatorio a purificarci da quante peccati abbiamo fatto. E pensate a voi che ogni volta che quando vi incazzate bestemmiate sempre a Dio a voi, E poi vediamo che cosa dite. Perdonami, ho detto tanto un sacco di bestemmie. Come? Per caso tu mi ami? Beh sì, io ti amo. Vai subito all'inferno. Questo lui dice. Porchi! Comunque. Allora, guardate, quindi questa sporcizia qui, io sto entrando in mezzo in questa, cioè, guardate. Ragazzi, qui c'è di tutto, La gente che ci ha fatto il loro bisogno, hanno cenato, hanno pranzato, hanno fatto merenda, hanno fatto di tutto e quindi hanno lasciato qui. Poi che cosa abbiamo di bello? E a poco. Sì, hanno anche bevuto. Sì. Guardate, e qui c'è la bellezza. E come dice il paradiso, l'inferno e il purgatorio quale potrebbe essere? Secondo me il purgatorio, secondo me non esiste. Esiste solamente il paradiso e l'inferno. Se ti comporti male vai all'inferno, se ti comporti bene vai in paradiso. Che cos'è questa non lo so. È tutto un mistero, ragazzi, per quello che mi chiamano il Pepe Misteri Sardegna. Parliamo di misteri.
E quindi parliamo di misteri. Allora, niente, questa zona non c'è un cacchio, allora dobbiamo andarcene via, ok? Ah, lì c'è una falena, la falena speciale, e quindi andiamo subito, dai, andiamo continuando avanti, vediamo che cosa possiamo trovare, che se non si fa tardi. E vai, siamo arrivati qui, all'entrata della collina, incredibile. Andiamo a darci un'occhiata. Cosa possiamo trovare? Cosa troveremo? Incredibile. Aspetta, siamo in mezzo alle montagne, alla collina di Quatu. Io qui non sono mai passato. Cosa potremmo trovare di bello? Se per caso c'è un passaggio che porta dritto, potrei alzare la mia bici, portarla lì. Chissà. Però non vorrei che si rovinasse la bici. Cosa troveremo? Guardate, questo è un... mi ricordo il nome, quello che mettono in macchina anche nel passeggino. Continuiamo cemento in mezzo alla collina di Quartu Sant'Elena. Qui non so se l'uomo, forse qui l'uomo va a cacciare gli animali, i passerotti. Ma vedete, qui c'è una stradina, vuol dire che porterà all'altra parte. Sperando che nessuno mi ruba la bici, che l'ho appoggiata lì. Ma guarda quante spine che ci sono, ho paura di prendere la bici. Che bel panorama, che bel panorama. Guardate, qui si vede tutta la zona, il Campidanese, il Campidano di Cagliari e Quartu. Guardate. Che bello, che bello ragazzi. Comunque però non si può andare avanti, è tutta collina, quindi con la bici sarà difficile portarla presso. Comunque torniamo indietro e vediamo se troviamo qualche altra strada. E quindi allora ragazzi, scendrò lì sotto, ma lì c'è la statale, e quindi sarà difficile che troverò qualche altro posto da visitare. Se trovo qualcosa, tanto vedete altre riprese, e se per caso non vedo altre riprese e finisce così, vuol dire che non ho trovato niente. Ok ragazzi, nel frattempo iscrivetevi nel mio canale di YouTube
Andrew Pepper, spatore di Misteri Sardegna. Mettete dei bellissimi like, che tanto lo so già non lo mettete, e quindi io non so che cosa dire, e quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ok, allora stiamo scendendo, andiamo nella statale, tanto ci sarà, basta solamente che non mi schiacciano le persone, perché guidano malissimo, guidano. Hai visto quel pazzo furioso di prima che stava sgommando la strada bianca, e quindi c'è la farfalla. Ok, vado a dare un'occhiata, non c'è niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, let's go.